centro commerciale Glemone, Glem One, insomma questo è il gioco di parole. Siamo all'entrata sud perché è successa un'incursione da parte dei malviventi che ha anche provocato un incendio. Facciamo vedere insomma anche l'impeto con cui sono entrati questi malviventi questa notte intorno alle 3, 3 e mezza. Come potete vedere la porta scorrevole è divelta totalmente con anche proprio la corda, l'ingranaggio che la fa aprire e chiudere, che è distrutto, perché da qui sono entrati e da qui sono scappati. Abbiamo anche già parlato con il titolare del centro commerciale, non si può entrare per ordine dei carabinieri a vedere il bancomat perché è stato preso di mira un bancomat di un istituto di credito ed è stato fatto saltare in aria, tra l'altro con una carica esplosiva anche abbastanza importante che ha provocato anche parecchi danni, fuoriuscite di liquidi. È stato davvero un momento molto pericoloso per i malviventi stessi che hanno preso, arraffato tutto quello che c'era nel bancomat, ma questa volta ci sta tutto perché è scattato il sistema di sicurezza che ha macchiato tutte le banconote con inchiostro indelebile, come succede ormai da tempo, e qui vi facciamo vedere proprio che quanto inchiostro immaginiamo sia uscito, perché si è impregnata anche la suola delle scarpe dei malviventi. Qui sono stati cerchiati di rosso ovviamente dai carabinieri, ne stiamo a distanza, però sono proprio impronte che, con un inchiostro verde, blu, che ha proprio lasciato il segno. Poi nella fuga, qui anche con Zilli riusciamo a prendere forse l'ultima visibile, da cui i ladri hanno poi ripreso il mezzo con cui sono arrivati e sono scappati, mettendo a segno il colpo. Poi è chiaro che le banconote così macchiate non sono utilizzabili. Ci sono le telecamere di sicurezza lì, le vedete nell'angolo, ci sono ovviamente anche all'interno, è tutto al vaglio dei carabinieri che continuano a indagare. Domani, ci hanno detto, domani pomeriggio verrà portato via il bancomat, era lì per terra, distrutto proprio da questa esplosione. Come vediamo dal cartello, oggi il centro commerciale resterà chiuso perché si sta cercando di rimettere in piedi la zona del centro commerciale Glem One che è stata distrutta da questo intervento dei ladri.